forse un po' troppa voglia di andare, ecco. Fulvio, per quanto mi riguarda credo che sia stata intenzione del cavaliere affrettare i tempi, perché ripeto, in caso di parità di penalità al barrage classifica il tempo, quindi bisogna sì cercare di non fare errori, ma anche di completare il percorso nel miglior tempo possibile. Giro la domanda ad Alberto. Stinchelli mi dice che ha visto un cavallo molto dotato, ma forse un pochino troppo ardente. Avanti alla mano. Guarda, io direi soprattutto una cosa, che Nelson Pessoa, Neco, ci ha abituato nelle prime giornate a non far dare il massimo del rendimento ai suoi cavalli. Lui aspetta i grandi premi, non è cavallo da discendere, non è cavallo da corsa a vendere, il suo cavallo deve vincere il Gran Premio. E vedrete che di La Salle sentiremo ancora parlare qui a Piacenza. In campo per il Belgio Eric Vauter, Malaisan Bordeaux Cambron. Quattro penalità per il cavaliere belga, 39-36, figura al 4 penalità in tempo di 39-36. 4 points, time 39 and 36. Continua la serie dei cavalieri qualificati per il barrage. Ora dovrebbe toccare a Marcel Dufour per l'Olanda, in sella a Olympic Simply Magic. Dopo vedremo il nostro Filippo Moyerson, uno dei nostri cavalieri più affidabili. Intanto è giunto anche l'ordine di ingresso in campo delle squadre che parteciperanno giovedì alla Coppa delle Nazioni. Sono 11. Aprirà le danze il Belgio, poi la Germania, quindi il Brasile, l'Australia, la Svizzera, la Spagna, la Colombia, la Gran Bretagna, poi l'Italia, infine l'Olanda e per ultima la Francia. L'equipe transalpina certamente si candida anche quest'anno come una delle favorite della Coppa. Diversi anni è stata una coppa di champagne. Il primo netto di questo barrage, Marcel Dufour per l'Olanda, il tempo 46,87, senza errori. Marcel Dufour in sella Olympic Simply Magic guida la classifica provvisoria. Ora Filippo Moyerson per l'Italia con Fideuram Las de Chambaudière. Numero 40 in campo. Filippo Moyerson è nato Fideuram Las di Chambaudière nel 1954 a Milano. Nel 1981 ha raggiunto i gradini più alti nel settore del salto ostacoli. Vi ricordo che ha stabilito il record indoor di salto superando un muro alto 2 metri e 31 centimetri. Filippo Moyerson nel 1985 si è classificato secondo qui a Piazza di Siena nel Gran Premio Roma, quarto assoluto ai campionati italiani nell'86 in sella al figlio Joyeux d'Or. Seguiamo con interesse la prova di Filippo Moyerson, che è ormai tagliato fuori dalla vittoria. 3 penalità per il cavaliere italiano. Per ora solo un netto, quello di Marcel Dufour per l'Olanda. E conclude con 3 penalità, frutto di un rifiuto. Filippo Moyerson in sella Fideuram Las de Chambaudière.
un fuori tempo, 3 le penalità di ostacoli più 10 minuti per il tempo c'è totale un'infrazione 13, che riguarda il tempo, quindi diventano 13 le penalità per Filippo Moyerson, e ora tocca al francese Hubert Bourdi con Morga e F. Hubert Bourdi ha 31 anni, ha cominciato a montare giovanissimo, a 11 anni, ha fatto parte della squadra che ha vinto la Coppa delle Nazioni di Washington nel 1987, è stato riserva ai Giochi Olimpici di Los Angeles nell'84, è un cavaliere professionista. Questo Morgan EF partecipa solo da un anno a competizioni internazionali, quindi un soggetto ancora tutto da scoprire. Hubert Bourdi per la Francia, netto fino a questo momento il suo percorso, quando il francese va ad affrontare il verticale sulle colonne romane, bene anche all'Ox bianco e nero, ed è netto il percorso del binomio francese. Hubert Bourdi si colloca al primo posto della classifica provvisoria, il tempo 35 e 58. 35 e 58, ha fatto molto meglio di Marcel Dufour, che non aveva commesso errori anche al barrage, però aveva impiegato 46 secondi e 87. Dunque comincia a diventare una seria ipoteca sulla vittoria finale, quella di Hubert Bourdi. Nessun errore al barrage, 35 e 58 il suo tempo, il tempo da battere, 35 e 58. Vi ricordo, tempo massimo 48 secondi, tempo limite 96 secondi. Ora per l'Olanda Albert Voorn in sella a Optibeurs Ricarda. Albert Voorn, 32enne, risiede in Olanda a Nexel. Dal 1982 rappresenta ufficialmente il proprio paese. Nell'84 ha partecipato alla finale di Coppa del Mondo. Cavaliere di consolidata esperienza. C'è da tenere d'occhio il tempo, 33 e 67, 33 e 67, si porta al primo posto della classifica provvisoria, percorso netto. Allora, ricapitoliamo. Al primo posto fin qui Albert Voorn, Olanda, su Optibeurs Ricarda. Al secondo posto con 35 e 58 Hubert Bourdi per la Francia. Poi con 46 e 87, sempre percorso netto, Marcel Dufour per l'Olanda. Dunque nuovo tempo da battere, il 33 e 67 di Albert Voorn, olandese. È la volta di Jeff McVean, australiano, che ha ottenuto l'accesso al barrage con 2 cavalli, in questa circostanza monta Valeur, 33enne, sta per compiere i 34, vive in Inghilterra da 4 anni. Jeff McVean, con Valeur, un cavallo che è sembrato molto molto tranquillo, docile, malleabile,
in questi primi assaggi del corso ippico romano si sta comportando molto bene, anche se l'andatura mi sembra che sia tale da non impensierire l'olandese Albert Faure. Infatti il percorso netto però in 34 e 48. 34 e 48 è comunque al secondo posto della classifica provvisoria, Jeff McVean con Valeur. Ed ora attenzione, è uno dei momenti più attesi per la Gran Bretagna, in campo David Broom. Countryman è un saltatore di origine irlandese e ha 9 anni. David Broom, intramontabile, 4 Olimpiadi disputate alle spalle, è nato nel 1940, addirittura è stato messo in sella per la prima volta alla tenera età di 3 anni, poi non ha più abbandonato questa passione. Medaglia di bronzo a Roma nel 1960. È un gradito ritorno quello del cavaliere inglese, che manca da Piazza di Siena da una decina d'anni. C'è comunque un errore, 4 penalità per David Broom, che vede sfumare le possibilità di un successo in questo premio comune di Roma. Countryman va ad affrontare con successo il verticale di balaustre e barriere su colonne romane. Ora l'Oxer, che costituiva il primo elemento della gabbia, un errore, 4 alle penalità, rimane unico l'errore del cavaliere inglese, 4 penalità, 39 e 13. Il prossimo sarà un altro inglese, Nick Skelton su Apollo numero 66, tempo da battere 33 e 67. Ricordo che il migliore fino a questo momento è stato l'olandese Albert Faure con Optibeurs Ricarda, percorso netto al barrage in 33 secondi e 67 centesimi. Bisognerà volare per battere il cavaliere olandese. Ora ci prova un inglese, Nick Skelton su Apollo. Nick Skelton è nato nel 1957 e sposato, ha un bambino di 3 anni. Nel 1968 ha cominciato a ottenere i primi successi agonistici, si è distinto a Lucerna nel 74, nel 1986 secondo nella gara a squadre del World Championship. 33-07 percorso netto per il cavaliere inglese Nick Skelton, con 33-07 si porta al comando della classifica. Claudio? Sì, dimmi Fulvio. Vogliamo sottolineare i mezzi eccezionali di questo Apollo, a parte l'abilità del cavaliere, un grande cavallo. Apollo è Sa senz'altro, leggere e scrivere. sì, sa leggere, scrivere, far di conto ed è destinato a entrare in orbita, almeno per quanto riguarda questo premio comune di Roma, perché effettivamente scendere sotto i 33 secondi è un'impresa, non dico fantascientifica, ma comunque stellare, spaziale in qualche modo. Nick Skelton su Apollo, percorso netto 33-07. Precede ora l'olandese Albert Faure, 33-67, e l'australiano Jeff McVean, 34-48. Ora per la Svizzera un abitué di Piazza di Siena, si tratta di Thomas Fuchs in sella Diners Dollar Girl.
interessante tenere d'occhio i componenti della squadra elvetica, perché se Heidi Robbiani potrà contare su una Jessica Quinta all'altezza della sua fama, allora certamente la squadra rosso crociata sarà una delle più probabili protagoniste della Coppa delle Nazioni di giovedì. Intanto c'è errore da parte di Thomas Fuchs su Dinner's Dollar Girl, 4 penalità per lui nel tempo di 36,65, è per ora all'8° posto. Andiamo alla ricerca degli altri netti della giornata, un altro piattino prelibato per gli appassionati, ancora in campo Nelson Pessoa per il Brasile su Moe Imperial. Abbiamo già detto tutto quasi di Nelson Pessoa, un cavaliere che non solo ha fatto la storia dell'equitazione mondiale, ma ha anche insegnato a diversi rampolli come si sta in sella. Seguiamolo in sella Moe Imperial. Un cavaliere che assomma all'eleganza, allo stile in sella, alle capacità agonistiche, anche una cordialità assoluta. Nelson Pessoa ha superato il verticale di inizio, poi di buona lena verso la graticciata con barriere e ingresso di Villa. È ancora netto il suo percorso, vedete come stia spingendo sull'acceleratore il cavaliere brasiliano per tentare di battere il 33,07 di Nick Skelton. È proprio una lotta sul filo dei secondi, ma c'è errore, 4 penalità proprio all'ultimo ostacolo, un ostacolo insidioso, soprattutto se preso in velocità, il verticale arcobaleno. 7ª posizione parziale per Nelson Pessoa, che comunque è salutato da un applauso, perché il cavaliere ha dato proprio l'impressione evidente di voler vincere, di non volersi accontentare di una posizione di rincalzo, e vediamo l'errore che è costato probabilmente, se non la vittoria, un piazzamento d'eccellenza in questo premio comune di Roma. Sempre leader l'inglese Nick Skelton su Apollo, ed ora è la volta di un altro italiano, Diego De Riu su Petit Pas de Pommier. Diego De Riu ha 33 anni, ho già ricordato che è stato il primo cavaliere italiano ammesso alla finale di Coppa del Mondo. C'è purtroppo subito un errore da parte di Petit Pas de Pommier. Diego De Riu, protagonista nel 1985 di un'eccezionale gara di potenza che ha infiammato il foltissimo pubblico presente a Piazza di Siena fino a sera tarda, in quella che è, a mio giudizio, la gara più spettacolare dell'intero concorso, una specie di gara di salto in alto a eliminazione. Dopo un percorso base si gareggia su 2 ostacoli, di solito il muro verticale, che vengono alzati, resi più difficoltosi man mano, solo 2 salti con eliminazioni progressive fino a che si arriva ad altezze vertiginose intorno ai 2,20 m, 2,30 m, e il pubblico in quelle circostanze capisce veramente lo sforzo di cavalli e cavalieri di fronte a barriere a prima vista insormontabili. Per l'Italia ancora Natale Chiaudani su Litige.
avete visto che dopo l'errore Litige ha in pratica litigato con l'ostacolo abbattuto, c'è stata una doppietta di calci, compromessa la prestazione del giovane cavaliere italiano che comunque sigla questo suo debutto con una prestazione più che discreta. È già stato significativo essere ammessi al barrage, 8 penalità, si colloca in 14ª posizione Natale Chiaudani. In campo ora su Moishandon Zhou, Evelyn Blaton per il Belgio. Tempo da battere è sempre 33,07. Evelyn Blaton, vecchia conoscenza degli abitué di Piazza di Siena, si presenta nella circostanza con Moishandon Zhou, ha 26 anni, è l'unica amazzone del team Moishandon. Particolare curioso, questo cavallo passa da uno sponsor all'altro, ora rappresenta una marca di vini, prima un prodotto farmaceutico. Corso netto per Evelyn Blaton, 38,07 il tempo, si colloca in quinta posizione, 38,07. In campo 92. Ora per la Gran Bretagna Joe Turey su Country Class Kruger. Joe Turey. Classifica sempre capeggiata da Nick Skelton per la Gran Bretagna su Apollo, al secondo posto Albert Bourne Olanda, Optie Beurs Ricard, al terzo Jeff McVean Australia su Valeur. Ora una lotta in famiglia, un inglese al comando della classifica provvisoria, un inglese in campo per insidiarlo. Joe Turey è nato il 18 novembre del 56 in Ungheria, si è trasferito in Gran Bretagna nel 1973, un cavaliere che porta già una discreta esperienza internazionale, anche se non si direbbe da questo piccolo pasticcio che ha combinato. Complice un Country Classic Kruger un pochino nervoso, rimesso comunque in rotta di sicurezza all'Oxer, 8 penalità per il binomio inglese nel tempo di 38,71, 15ª posizione parziale. Un altro italiano atteso in campo, si tratta di Uberto Lupinetti su King's High. Rivediamo il replay a quella che era originariamente una doppia gabbia, ora gli ostacoli da affrontare sono soltanto 2, quello intermedio e quello di uscita, precisamente un passaggio di sentiero e la triplice. La triplice deve essere annoverata fra la serie dei larghi. Uberto Lupinetti, King's High. È nato a Capalbio nel 52, vive a Milano dove dirige un centro ippico. Per la prima volta a Piazza di Siena nel 75, campione italiano salto ostacoli nel 1978 a Punta Ala, 2 argenti nell'81 e nell'85. Uberto Lupinetti, uno specialista delle gare di potenza, ne ha vinte 2, una a New York e una a Toronto. Riserva ai Giochi Olimpici di
Los Angeles. Peccato, errore per Roberto Lupinetti, detto Lupo. Kings High, 4 penalità nel tempo 44-39, 14ª posizione. Adesso tocca a un tedesco, Kurt Gravemeyer, in sella a Wembley. Quindi un connubio anglo-tedesco. Wembley montato da Kurt Gravemeyer. Dopo questo binomio avremo ancora Heidi Robbiani per la Svizzera, John van Gruzen per l'Olanda, Evelyn Blaton per il Belgio, poi Jan Tops per l'Olanda, Philippe Gerda per la Svizzera, Massimiliano Baroni per l'Italia, Juan Antonio De Witt per la Spagna. Da battere, ve lo ricordo, il 33 e 07 di Nick Skelton, Gran Bretagna, in sella ad Apollo.